Enrico, ogni anno in concomitanza con la Sagra degli Osei che si tiene ad agosto e ha anche un'edizione ridotta primaverile, diciamo gli addetti ai lavori puntano tanto sul fatto innanzitutto che questa sia la festa della natura. Io mi permetto di aggiungere la festa della natura in gabbia. E anche sul fatto secondo cui comunque gran parte degli uccelli esposti a questa sagra, a tutte le fiere ornitologico-venatorie, sono esseri nati in cattività, per cui incapaci comunque, laddove liberati, di sapersi gestire. Pertanto questo sarebbe un'argomentazione a favore di chi organizza queste fiere e a supporto di questi addetti ai lavori che vedono appunto gli uccelli nati in cattività come uccelli felici, perché incapaci in ogni caso di vivere in un ambiente che non sia la propria gabbia. Ecco, noi vorremmo capire che cosa tu pensi, che cosa hai da dire a riguardo. Sì, questa argomentazione mi sembra tanto speciosa quanto quella di chi difende le fabbriche di mine antiuomo che sono presenti in Lombardia, perché se chiudessero ridurrebbero sul lastrico le famiglie degli operai che ci lavorano dentro, e quindi continuiamo a fare mine antiuomo, ad esportare in tutto il mondo in modo da avere famiglie di operai felici in Lombardia. Cioè, che discorsi sono? Un'economia deve essere positiva. Gli uccelli nascono con le ali per solcare i cieli, quindi noi dovremmo davvero fare questo sforzo autosovversivo di riuscire a rivedere in un uccello ciò che egli è, cioè una magnifica macchina fatta per volare e non per essere rinchiuso in una gabbia, che è la negazione e l'antitesi della sua natura. Io quando semplicemente cammino per le strade e guardo questi canarini appesi fuori dalle finestre, mi chiedo se è al sole, ma questo canarino ha caldo? Forse ha caldo, ma non può uscire dalla gabbia, non può andare all'ombra perché è al sole. Se invece è all'ombra, mi chiedo, ma il canarino è un uccello nativo delle Canarie, quindi ama il caldo, forse ha molto freddo lì in quel luogo ventilato e ombroso, però non si può spostare di 20 centimetri per andare al sole perché è chiuso dentro la gabbia. Io a volte ne parlo anche con i proprietari, i quali mi dicono che loro si impegnano per cercare di dare il massimo al canarino. Certo, si impegnano, ma non so se ci riescono, perché comunque il canarino è chiuso in una gabbia. E comunque, e per concludere, ecco, penso che non dovrebbero esistere uccelli in gabbia, quindi è meglio non avere uccelli se devono stare in gabbia. Non ci troverei nulla di disdicevole nell'abolire l'allevamento di tutti gli uccelli che devono essere detenuti dentro una gabbia, o liberi o niente.